Signore e signori, ancora buon pomeriggio dallo stadio Paolo Marino di Castelvetrano. Un applauso alle squadre che stanno entrando in campo: Geraci, Sicola e Folgore Castelvetrano. Formazioni a cura della società Folgore e della redazione sportiva di Castelvetrano News: Geraci, Barbagallo, Coco Albanese, Bressan, Cardillo Pizzo, Giovagnoli, Gonzales, Guadagnoli, Bonaisson e Pane Bianco. In panchina Cigno, Valor, Io, Soares, Zaponti, Pettenon, Balsamo, Abdelazzi, Sapienza. Folgore, Pizzolato, Asciure, Giuffrida, Montori, Fumuso, Tarantino, Lupo, Altieri, Fofanà, Galluzzo, Bargione. In panchina Billera, Giolino, Ala, Sanci, Pizzolato, Mandala, Bolagna, Spanotto, Massino, allenatore Terzo. Arbitra l'incontro il signor Iorfida di Palermo, coadiuvato dai guardaline Cottone, Alessandro e Cono Domenico. Ricordiamo che ci sarà un minuto di raccoglimento per ricordare il papà di Bottari che ha dato via Marcel Bottari. Il giocatore si trova in Argentina e la prossima settimana sarà qui le due con noi formazioni: a Folgore Castelvetrano in maglia e pantaloncini bianchi, il 3-4-1-2 di Giacomo Terzo, che per la seconda partita sostituisce lo squalificato Stefano Colombo, squalifica fino a fine novembre. Due novità rispetto alla gara contro la Pro Favara: c'è il ritorno da titolare di Fumuso, Lupo sostituisce Murania in attacco. Dunque Giorgio Pizzolato in porta, in difesa da destra verso sinistra Giuffrida, Montori, Fumuso a centrocampo, Azzurro, Altieri, Bargione e Tarantino, Galluzzo dietro le due punte, Fofanà e Lupo. Tra poco la panchina, prima il minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'alluvione in Toscana. Vi ricordo anche qui a Castelvetrano, oltre che su tutti i campi da calcio d'Italia, sotto direzione della FIGC, la panchina della Folgore con Billera per quanto riguarda la porta, poi Ciolino, Alla, Sanci, Gioele Pizzolato, Mandalà, Murania, come detto, alla panchina. Oggi la prima in stagione, infine Spanò e Tomasino. Risponde invece il Geraci, gestito oggi da Giuseppe Salvo in sostituzione di Gaetano Mirto, anch'esso squalificato nell'ultima partita, che dirigerà fuori dalla panchina. 3-5-1-1, due novità anche in questo caso rispetto alla scorsa partita, quella vinta per 3-2 contro il Fulgatore. C'è il ritorno dall'infortunio di Albanese sulla fascia di destra. A centrocampo Gonzales prende il posto di Pettenon, che si siede in panchina. Dunque Barbagallo in porta, in difesa Lopizzo, Bressan e Cardin. Centrocampo Albanese, Giovagnoli, Gonzales, Pane Bianco e Coco. La coppia d'attacco è formata da Bonamaison poco dietro l'unica punta, ovvero Guadagnoli. È iniziata Folgore Geraci, tutti comodi. Da entrambe le parti però ci sono assenze importanti, dato Folgore quelle di Bottari e Chieffo. Bottari è dovuto tornare in Argentina perché c'è stata la scomparsa purtroppo del padre, dunque per questi motivi personali è dovuto ritornare in patria. Senti anche la Francesca e Bussa. Lato Geraci invece tante assenze e di nuove fuori Rudonia. Si parla di un'esclusione dalla rosa, anche se queste voci devono avere delle conferme. Senti anche Fernandez, oltre che il secondo portiere Macaluso. In panchina non c'è nemmeno Keita.
il secondo portiere oggi lo fa Cigno, che fa il difensore di solito. Senti anche Gnassi, Tripiano, Konate e Bonanno, questi però già da tempo. La panchina del Geraci, proprio con Cigno a disposizione per la porta, poi Valor, Ogbonda, Busso alla seconda panchina consecutiva, Zafonti, Pettenon in panchina dopo 3 partite. Oggi il suo posto, come detto, lo prende Gonzales, e infine Balsano, Abdelazim e Sapienza. L'arbitro della partita è Gabriele Iorfida della sezione di Collegno, direttamente dal Piemonte. Gli assistenti arbitrali sono entrambi della sezione di Palermo, Alessandro Cottone e Domenico Cono. Geraci in maglia blaugrana, che adesso gestisce il pallone, rimessa però per la Folgore, società da una grande tradizione, passati anche in Serie D e nel vecchio campionato interregionale, proprio con la vecchia denominazione. Geraci, che invece rappresenta il comune di Geraci Siculo, 1700 abitanti, al terzo anno in eccellenza siciliana, considerato e selezionato tra uno dei borghi più belli d'Italia. Fallo subito da Bilal Ashur, protagonista anche l'anno scorso della vittoria del Girone A di promozione, campionato agguerrito fino all'ultimo. Folgore che ha conquistato il primato in maniera fissa soltanto nel finale, una lotta contesa assieme al Fulgatore ed altre squadre come San Vitolo Capo e Accademia Trapani, assieme al Camarat, che hanno lottato per il salto diretto. Alla fine ha avuto la meglio l'Accademia Trapani assieme al Fulgatore, ma tramite il ripescaggio San Vito, che invece è rimasto in promozione. Messa Folgore, Calluzzo, l'apertura sulla Tomancino a cercare Tarantino, ma c'è il recupero del Geraci, seppur per poco. Gonzales manda in profondità Bonamaison, oggi schierato come mezza punta. Cade Fofana, commette fallo l'attaccante della Folgore, fondamentale per la squadra di Colombo, che è stato l'anno scorso al Cus Palermo, allenato sempre da Colombo. 7 gol nella passata stagione, segnati diversi anche con la maglia della Folgore in questo inizio d'annata. Fondamentale la sua doppietta, per esempio al Mazzara, sempre qui al Marino. Rincorre il pallone Giovagnoli in mezzo a due, avanza Giovagnoli, cross dentro, allontana Giuffrida a spazzare praticamente fuori lo stadio. La gradinata a cielo aperto che vedete dal lato opposto rispetto al nostro presenta Gaetano Mirto, l'allenatore del Geraci, squalificato. Occhio all'alzata in mezzo all'area di rigore da parte di Pane Bianco, e poi la giocata di Pasquale Galluzzo, espertissimo attaccante rossonero. Acciur, apertura, pallone preso da Albanese, l'alzata stavolta di Giovagnoli, altro recupero di Bilal Acciur,
Tarantino, quasi in fallo laterale. Questo pallone giocata di Mattia Sbargione che allarga tutto, ancora Tarantino, sale e fallo da parte di Albanese, cartellino giallo per l'esterno Madonita. Oggi è tornato dopo un lungo infortunio al braccio, ha giocato soltanto le 2 partite di Coppa del Geraci, l'andata e il ritorno dei 16esimi di finale contro la super giovane Castelbuono. Poi il campionato praticamente prima di oggi non aveva giocato. Oggi debutto in eccellenza da titolare. Punizione per la Folgore alla battuta Altieri. Parte Altieri verso il secondo palo, verso la testa di Giuffrida, pallone un po' troppo lungo però per tentare il colpo di testa da parte del difensore della Folgore. Per quanto riguarda invece il programma della 9ª giornata di questo girone A di eccellenza siciliana, ieri ben 4 anticipi, la vittoria esterna del Casteldaccia per 3-2 sull'Aspra, altre 2 successi fuori casa, quelli di Nissa e Pro Favara, le prime 2 della classe rispettivamente contro Athletic Palermo e Super Giovane Castelbuono. Poi la vittoria interna del Castellammare sulla Don Carlo Misilmeri per 3-1. Oggi, per concludere, altre 4 partite oltre a Folgore Geraci si stanno giocando, o comunque sono in programma, perché le partite oltre a questa qui del Marino iniziano alle ore 15. Fulgatore Mazzara 46, Mazzara Unitas Sciacca e Oratorio Marineo Accademia Trapani. Il rilancio di Giorgio Pizzolato, pallone preso da Cocco, Gonzales sullo stretto, pane bianco, pallone sporcato, c'è stato comunque il fischio dell'arbitro a interrompere la manovra delle Geraci. Calcio di punizione per la squadra della provincia di Palermo. Brescian, lancio profondo, allontana il solito Tarantino, colpo di testa di Giovagnoli, la va a prendere Guadagnoli, il recupero di Ashur, ancora Tarantino, il passaggio per Bargione che è costretto un po' a tornare indietro, un po' di difficoltà. Tarantino si muove, pallone verso Popana, bloccato da Brescian. Si continua a giocare ma il pallone giustamente uscito fuori. In panchina da entrambe le parti 2 collaboratori tecnici di Colombo e Mirto, da una parte Giacomo Terzo, presente anche lui l'anno scorso nello staff tecnico della CUS Palermo, sempre in eccellenza, almeno per metà stagione, dato che Colombo è stato poi esonerato al termine del girone d'andata. Dall'altro lato Giuseppe Salvo in panchina anche contro il Fulgatore, conquistando una vittoria. Il rilancio di Bressan, il dribbling da parte di Giovanni Lupo a condurre il pallone, supera anche Albanese e poi si va a prendere il calcio di punizione, ammonito anche Lopizzo, e già sono 2 gialli per il Geraci. L'azione personalissima di Lupo e punizione Folgore. Geraci va a parlare con l'arbitro, Iorfida di Collegno. Proprio Lupo a battere la punizione, novità di formazione assieme a Fuso in difesa.
Bonamaison in barriera, soltanto lui, parte Lupo, di testa Bonamaison, non si accorge che il pallone è praticamente rimasto accanto a lui e allora Bonamaison allarga da Gonzalez, sale Geraci non proprio in contropiede, infatti Gonzalez poi viene fermato da Lupo. Fumuso la alza nella direzione di Montori, rimessa laterale. Oggi la solita curva del Marino si è sistemata sotto la tribuna coperta. Notevole presenza di pubblico come al solito qui a Castelvetrano. Tifoseria molto attaccata alla squadra. C'è seguito anche in trasferta. C'è poche le presenze dalle Madonie, da Geraci Sicolo. Pane bianco, salta l'avversario, poi serve Bonamaison. Si muove Giovagnoli. Il pallone un po' troppo lungo, intervento falloso di Tarantino e giallo anche per Pane bianco. Il terzo per il Geraci in 13 minuti. E qui la squadra ospite inizia a rischiare. Giorgio Pizzolato parla con Bonamaison. La battuta di Pizzolato, esce Barbagallo che la prende. Conquista dalle pallone da parte dell'ex Giarri e Canicati. Convocato di recente anche dalla nazionale di beach soccer per le amichevoli contro Spagna e Svizzera, titolare in entrambe le occasioni. Fofana non la mantiene in campo. Dunque rimessa laterale per il Geraci. Albanese, lunga verso Guadagnoli, mantiene di testa, arriva Ciur da dietro. Alza colpo di testa a metà strada e allora Bonamaison nello scambio con Giovagnoli. Ancora Bonamaison, si gira l'argentino, poi allarga sì, ma Giovagnoli rimane nella propria posizione, dato che il pallone finisce sul fondo. Primo quarto d'ora 0-0 a Folgore e Geraci. Il rilancio di Pizzolato, non la prende di testa Giovagnoli e allora conquista tutto a Ciur, largo da Giovanni Lupo. Trova però Gonzalez, il passaggio in profondità per Guadagnoli che preferisce allargare in fascia. Coco, si muove Pane bianco, colpo di testa di Giuffrida, si lotta in mezzo al campo, ancora Guadagnoli. Gonzalez poi riceve un colpo da parte di Galluzzo, tutto ok tra i due. Si muove sulla fascia Altieri, ostacolato da Gonzalez e allora si va dietro. Il rilancio di Giuffrida, di testa risponde Cardin. 2/3 della difesa del Geraci con il cartellino giallo addosso, Cardin e Lopizio. Il pallone allargato da parte di Giovagnoli, troppo lungo per Bonamaison.
azione che per il Geraci non si concretizza. Di testa Ciur, sponda di Fofana, si muove ancora Altieri e allarga da Lupo. Passaggio in mezzo che passa Bargione dalla distanza sul fondo in curva. Primo tiro della partita con Bargione. Brescian, lancio lungo solito da parte sua, 2 gol al momento in campionato contro Accademia Trapani e Don Carlo Visimeri. Ashur contro Gonzales, la rimessa per il Geraci. Cocco subito sull'argentino, sponda alzata per se stesso da parte di Guadagnoli. La verticalizzazione provata da Panebianco, azione che si è spinta subito. Avanza la Folgore, Lupo verso Fofana e più su Brescian. Questo passaggio. Ancora il Geraci che insiste, Giovagnoli chiuso in rimessa laterale. Gonzales, di prima Giovagnoli, passaggio per Panebianco dentro l'area, non può fare granché Bonamaison e allora di nuovo da capo Lupizzo, di testa Albanese, Guadagnoli deve rincorrere, la prende Fofana, stava per scivolare, poi il contrasto con Giovagnoli e ancora di Fofana, poi da Bargione si lotta con Giovagnoli, non è in rimessa laterale. La chiusura di Tarantino, lo scambio con Ashur, poi l'intervento di Albanese, potrebbe andare al cross e basso, levato via da Montori. Ancora Giovagnoli, la proposta di prima e mezzo verso Bonamaison che l'aveva agganciata, non c'è stato però il tiro, c'è adesso il calcio d'angolo per i Madoniti. Batte Agustin Bonamaison, corto dietro da Panebianco, proposta fuori. Rilancia subito Pizzolato perché vuole la corsa di Bargione, interviene però Gonzales, scontro a 3 con il Geraci che ha la peggio in questo caso.
Giù Nicolas Giovagnoli. Non sembra essere nulla di grave. Check anche con l'arbitro. Bargione rapidissimo nell'1 contro 1, nel contrasto proprio con Giovagnoli. Il recupero da parte dell'argentino, lascia dietro Bonamaison, spedisce da Guadagnoli, c'è spazio volendo verso il centro del campo. Guadagnoli è ancora un po' incastrato. Attenzione allo pizzo contro Fofana, pallone di Fofana, alzata e rimessa per la Folgore. Il lavoro di Saigo Fofana, l'anno scorso gol spettacolare con la maglia del CUS Palermo in casa dell'Oratorio Marineo, in sforbiciata, partita che finì 4-4, veramente pazza. Giuffri da profondo, l'aggancio di Lupo, vuole il cross, respinto però da Cardin. Pane Bianco deve fare i conti con Altieri, rimessa laterale. Scorre il pallone e allora Bonamaison. Il pallone però è di nuovo della Folgore e allora Bargione è fermato. Nuova proposta nella zona in cui è presente soltanto Coco, che lascia scorrere. Superata a metà del primo tempo. Sottofondo li sentite, i tifosi della Folgore. Scontro con Bonamaison e Acciur protagonisti. Il fallo proprio di quest'ultimo, il giocatore della Folgore, che può fare soltanto poco in questa situazione. Lui tra l'altro è molto adattabile nello schieramento tattico, può fare il centrocampista, può fare il terzino. Si cerca qui Albanese, rincorre il pallone ma quasi impossibile da prendere. Il rinvio di Pizzolato. La Folgore è arrivato la stagione in corso, durante la scorsa annata, dall'Unicas Sciacca in eccellenza. Una piccola parentesi in promozione con il salto di categoria. La conferma a Castelvetrano, oltre al colpo di testa di Cardin, allontana il Geraci sempre con Albanese di testa, poi l'alzata di Giovagnoli pericolosa con Galluzzo davanti che commette fallo giallo anche per lui, il primo tra i rossoneri dopo i 3 estratti al Geraci. Bressan alla battuta della punizione. Pallone profondo, esce Pizzolato ad anticipare Guadagnoli. Il rinvio al limite dell'area di rigore in contrasto con l'attacco delle Geraci. Passaggio di Giovagnoli, Guadagnoli allarga
verso il centro del campo, la lascia sfilare Bonamaison, la Folgore rinvia. Bressan chiede calma, ci pensa lui a spaziare. Per Achur, la prende Gonzalez, dietro Albanese. L'attacco di Bargione, Gonzalez la fa scorrere, gioca di prima il Geraci, pallone in profondità verso Guadagnoli, sempre troppo lungo per l'ex Nissa. Colpi, pallone che arriva in profondità. L'arbitro assegna la punizione alla Folgore. Continua, rimessa laterale. Il pallone era già uscito. Stava procedendo con il calcio di punizione, poi di nuovo rimessa laterale, cambio di idee nel giro di diversi secondi, infatti era rimasto il dubbio. Lupo fallo commesso dalla Folgore, nonostante la caduta di Lupo. Lancio profondo, sponda di Guadagnoli, non trova Bonamaison. Doppio rimpallo, favorisce Fofana che vuole sistemarsela, la metti giù, poi il recupero di Gonzalez. Allarga da Giovagnoli che conquista il calcio di punizione. È più il Geraci a tenere il pallone rispetto alla Folgore, anche se nella prima fase la Folgore ha messo un po' di pressione agli avversari con le sgasate di Lupo e Bargione, proprio l'unico tiro al momento del match, finito però di molto fuori, oltre la traversa. Lopizzo, Gonzalez nel nulla, allora Achur, Galluzzo, Fofana, Bressan con il fisico a levar via, ancora Galluzzo, a vuoto Cardin e allora può correre Altieri, chiude comunque il Geraci, sempre Galluzzo tra gli avversari, Altieri non può andare avanti, allora si rifugia nella propria linea difensiva con Giuffrida. Gonzalez di testa Montori, attacco su Lupo, calcio di punizione per i rossoneri. Punizione battuta corta, pallone di Lupo, cross in mezzo, anticipato a Achur da Cardin, e allora il pallone viene preso da Tarantino, rispedito dietro, lo tocca Gonzalez, c'è però posizione di fuorigioco. Aveva contestato qualcosa Bargione.
lancio di Barbagallo, Aciur di testa, anche Giovagnoli. Bargione, il recupero però di Giovagnoli. Si allarga dall'altro lato Coco. Gonzales, Cardin. Lancio lungo di Bressan, pallone agganciato da Coco con il petto. Ma Montori, messo fuori gioco l'esterno del Geraci. Qui la corsa di Lupo non fallosa secondo l'arbitro, e allora Gonzales verso la profondità. Bonamaison sul filo del fuorigioco, allontana Tarantino, la riprende Gonzales. Giovagnoli, solita manovra del Geraci. Galluzzo in fallo laterale, si fa vedere un po' di sole in più al Marino. Avanti il Geraci, Giovagnoli dentro, pallone allontanato. Coco conserva la rimessa. Giovagnoli anticipato da Giuffrida qui. Sono altri metri guadagnati per i madoniti. Rimessa lunga in mezzo, allontana Galluzzo, pallone di Fofana, l'appoggio per Aciur che mette in movimento Bargione, si allarga Lupo, il contrasto a far finire l'azione con il rinvio di Barbagallo che non fa tantissimo di strada. Qui la Folgore sempre avanti senza però conquistare il calcio di punizione. In movimento Bonamaison, la prende prima di tutti Giorgio Pizzolato. Fofana sponda con il petto, Bargione verso Altieri, più su Barbagallo. Verso gli ultimi 10 di questo primo tempo, tacco di Aciur. Bargione, finta con il corpo contro Giovagnoli. Ancora Bargione, la chiusura di Gonzales a spazzare nella propria panchina. Altro colpo di petto di Fofana, stavolta però non ha il compagno che lo va a seguire. Galluzzo di testa, Giuffrida, risponde Coco, largo da Pane Bianco, profondità verso Bonamaison, quasi astuto Montori nel guadagnare la deviazione a favore. Non lo da fare però per il Geraci, unità Sciacca in vantaggio a Mazzara contro il Mazzara, il gol di Secan dopo 2 minuti. Sono iniziate dunque le sfide delle ore 15. Fulgatorio Mazzara 46, Mazzara Unitas Sciacca e Oratorio Marineo Accademia Trapani. Occhio al controllo di Giuffrida, la può servire lo stesso. Galluzzo, protezione in mezzo a 2, si la cava, anche se è rischiato, fino all'ultimo.
manca la prima vera occasione da gol della partita. La corsa di Tarantino salva il pallone in verticale da Fofana, che vuole il contatto falloso contro Bressan. Fofana inizialmente stava andando nella direzione opposta nel seguire il pallone, poi ha cercato di conquistare qualcosina in più. L'arbitro dice a Fofana di rialzarsi, non c'è nulla. Galluzzo ostacolato da Bonamaison, avanza la polvere, ancora Galluzzo, trova sempre Bressan, Bargione verso Fofana, anche se forse si trovava in fuorigioco. Poi Bonamaison viene trascinato a terra, cartellino giallo. Per Giuffrida. Punizione non sfruttata dal Geraci, ma c'è comunque il calcio d'angolo. La battuta in mezzo, acrobazia alla traversa da parte di Guadagnoli, occasionissima Geraci, traversa di Guadagnoli in rovesciata sugli sviluppi del calcio d'angolo, la scheggiata a battere Pizzolato. Geraci che ha concretizzato così con questa occasione da gol il diverso possesso palla, anche i palloni sfruttati finiti sul fondo. Dopo i vari calci di punizione. Impennatissimo di Giuffrida, anche questo fuori dallo stadio, e già siamo a 2. Lopizio verso Guadagnoli che protegge il pallone, mette dentro il tocco di Bonamaison, non può trovare la porta. Altra avanzata dei Madoniti.
miscela un po' tutti questo pallone, lo va a prendere Lopizzo, un regalo però per Galluzio, e allora apertura, ci pensa il Geraci con Albanesi a mandarla via. Albanesi, trattenuta contro Tarantino che vince il duello, Tarantino, e poi la chiusura di Lopizzo a chiudere le gambe in scivolata, poi scontro durissimo, quasi testa a testa con Fumuso e Galluzio che si sono fatti male a vicenda. Galluzio rimane giù, entra la panchina della Folgore a dare manforte al proprio tesserato, espulso Giacomo Terzo, collaboratore tecnico di Stefano Colombo. Folgore in piena difficoltà per quanto riguarda la gestione dalla panchina. Galluzio rimane a terra, si è fatto veramente male il trequartista della Folgore, forse qualche parola di troppo. Le guardie mediche stanno intervenendo su Pasquale Galluzio. Giacomo Terzo che dalla panchina della Folgore sta dando le ultime indicazioni ai suoi, perché tra poco dovrà uscire dal rettangolo di gioco. Zona dell'occhio sinistro, ghiaccio per Galluzio. Deve uscire momentaneamente dal campo, cercano di capire le sue condizioni. Intanto si riprende a giocare con il pallone di Bargione e di Fofana, spedito al Geraci per questi ultimi minuti di questo primo tempo, meno di un minuto più eventuale recupero alla fine. Pallone allargato proprio nella zona di Bargione che se lo allunga verso l'esterno. Ancora Bargione nota l'arrivo di Giovagnoli, allora serve dietro per Vincenzo Fumuso. Giuffrida, profondo verso Lupo, colpo di testa a chiudere di Cocco, rimessa laterale per la Folgore. Rientrerà in campo Pasquale Galluzio, accolto da Paolo Marino tra gli applausi. Ma tutta la rimessa laterale, c'è l'appoggio con il petto di Altieri direttamente fuori. Due di recupero. È uscito alla fine dal rettangolo di gioco Giacomo Terzo, collaboratore tecnico di Stefano Colombo, espulso anche lui. Folgore praticamente senza allenatore e neanche con il vice in panchina.
Allora, ci correggiamo perché non è stato espulso Giacomo Terzo dalla panchina della Folgore, ma un membro dello staff comunque presente in panchina, quindi tutto a posto. Punizione Geraci qui, Giovagnoli, battuta verso il limite dell'area, Ciur allontana, ma c'è la fine del primo tempo dopo 1:20 di recupero, 0-0 tra Folgore Castelvetrano e Geraci. Geraci che ha avuto la più grande occasione di questo primo tempo con la traversa colpita da Guadagnoli in rovesciata, ma sono state veramente poche le occasioni da gol. C'è stato un tiro di Bargione finito sul fondo al 17esimo e poi dopo 2 minuti rispetto alla traversa di Guadagnoli un'opportunità per Bonamaison, ma senza inquadrare la porta. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora circa per il secondo tempo, sempre qui in diretta dal Marino. Che hanno aderito alla campagna pubblicitaria Grida Forza Folgore, Macelleria Leggio. San Vito Lo Capo e Parma, l'andata dagli ottavi di finale di Coppa Promozione Siciliana è iniziata adesso. Parmonval contro San Vito Lo Capo, lì prova questa verticalizzazione Aprile, occhio a Rama che si inserisce, calcio a Rama, la prima conclusione della partita è della Parmonval con Rama. Occhio al San Vito che adesso deve far uscire questa palla, Rosone si abbassa, colpisce di testa, può far ripartire in grande stile Bonaventura, centravanti titolare del San Vito. Occhio a questa opportunità, Abdul davanti al portiere, non sbaglia, avanza nel risultato il San Vito Lo Capo, non sbaglia Abdul che sigla il suo terzo gol stagionale con la maglia del San Vito Lo Capo. Inizia il secondo tempo di Folgore Geraci, nona giornata della girone A di eccellenza siciliana, 0-0 dopo i primi 45 minuti. Traversa di Guadagnoli in rovesciata nel primo tempo, questa l'occasione più importante, sono state poche da gol nel corso dei primi 45 minuti. Qui Fofana si è fatto male con Folgore in maglia bianca e il Geraci in maglia blaugrana. Folgore che si è presentata con il 3-4-1-2, Stefano Colombo in panchina
Messina è squalificato, al suo posto Giacomo Terzo, Giorgio Pizzolato in porta, Giuffrida, Montori e Fumuso in difesa, a centrocampo Aciur, Altieri, Bargione e Tarantino, Galluzzo dietro Fofana e Lupo, a disposizione il secondo portiere Villera, poi Ciolino, Alla, Sanci, Gioele Pizzolato, Mandala, Murania, Spanò e Tomasino. Lato Geraci invece il 3-5-2 di Giuseppe Salvo che sostituisce Gaetano Mirto, anch'esso squalificato, Barbagallo in porta, poi Lopizzo, Bressan e Cardin in difesa, Albanesi, Giovagnoli, Gonzales, Panebianco e Coco a centrocampo. Guadagnoli e Bonamaison compongono la coppia d'attacco. A disposizione c'è Cigno per la porta, lui che fa il difensore, né Macaluso né Keita disponibili, poi Valor, Obonda, Gusso, Zaffonti, Balzano, Abdelasim e Sapienza. È entrato nel corso dell'intervallo Pettenon, questo è stato l'unico cambio effettuato tra il primo e il secondo tempo. Entrato al posto di Albanese con Panebianco che va a fare l'esterno di sinistra, Coco cambia fascia, va a destra, Gonzales a centrocampo sull'interno di sinistra e Pettenone che fa il mediano. Il rinvio di Pizzolato, pallone rispedito indietro, Gonzales, ancora Bonamaison, subisce fallo, calcio di punizione per il Geraci. Cambio per la Folgore. Anche se prima si andrà alla battuta di questa punizione per il Geraci. Parte Panebianco in mezzo, pallone verso Bressan, c'è l'anticipo, calcio d'angolo. Batte Bonamaison che poco fa ha calciato oltre la traversa, eccolo il suo pallone in mezzo, Bressan non colpisce di testa verso la porta, poi Panebianco, tiro sporcato, arriva a Giorgio Pizzolato. Gonzales rischia un po', arriva comunque a Barbagallo che riesce a non concedere il calcio d'angolo. Finale di Folgore Geraci, risultato sull'1-1. Al gol di Guadagnoli ha risposto quello di Fumuso. Geraci anche in 10 per l'espulsione per doppia munizione di Panebianco. '87esimo, mancano 3 minuti alla fine. Problemi tecnici ci hanno impedito di trasmettere per intero il secondo tempo. Ci scusiamo per il disagio. Cross in mezzo cercato da Abdelasim, entrato dalla panchina assieme a Balzano e Pettenone. Nel corso del secondo tempo sono usciti Gonzales
Buona Mason e Albanese. Dato Folgore sono entrati Muragna e Tomasino al posto di Altieri e Lupo. Calcio d'angolo Geraci alla battuta, va a Balzano. La battuta in mezzo, la presa di Pizzolato che fa ricominciare la Folgore a giocare. Sale Tomasino, ex Palermo, ad avanzare. Il contrasto con Cardin, fermato giù Samuele Tomasino, recupera il pallone il Geraci. Il passaggio in mezzo alle linee, il colpo di testa di Tarantino in fallo laterale. C'è però Tomasino a terra, è rimasto giù. Gioco abbastanza spezzettato in questo secondo tempo. Il gol di Guadagnoli in contropiede per il Geraci, il secondo consecutivo dopo quello al Folgatore. Il gol arrivato al minuto 60, al 69esimo il pareggio di Vincenzo Fumuso, classe 2004, difensore centrale. Dopo un'azione insistita sui sviluppi di un calcio d'angolo, un gol di testa a centimetri dalla porta difesa da Barbagallo, poi l'espulsione da segnalare al minuto 66 di Panebianco per doppia munizione, quindi Geraci in 10 e 3 minuti dopo il pareggio della Folgore. Rimessa laterale per il Geraci, vedremo fino a quando si giocherà con il tempo di recupero. Spinta su Abdelazim, non c'è nulla secondo l'arbitro, Iofrida di Collegno, e allora ricomincia Giorgio Pizzolato dalla propria porta. Dentro il tempo di recupero ufficialmente. Lancio lungo anonimo da parte di Fumuso, pallone che arriva in gradinata. Abdelazim prova il contrasto senza fallo, non ce la fa per recuperare il pallone, ancora Abdelazim commette l'ingenuità l'egiziano e allora calcio di punizione per la Folgore già battuto. Il servizio largo per Montori, scambio con Muragna, pallone dentro, Fofana spalla alla porta, gira tutto da Tarantino, non può centrarsi del tutto Bargione. Fofana, eccola la sua girata senza centrare però allo specchio della porta. Cambio nella Folgore, pronto ad entrare Ala. Tantissimi giovani in panchina oggi per la Folgore. Dentro dunque Ala al posto di Bargione. Il numero 14 Ala. Galluccio, la Folgore crede nella rimonta in questo finale. Tarantino, cross sporcato da Pettenon, allontana Cardin. Geraci in difesa, Folgore in attacco. Questa è la trama dell'ultimo quarto d'ora, anche se qui Pizzolato rischia tantissimo con l'attacco di Guadagnoli. Si va larghi Tarantino, grande partita la sua, allarga proprio dalla nuova entrato Ala che
subisce il rimbalzo del pallone sulla mano e allora calcio di punizione per il Geraci. La punizione di Ramiro Cardin. Serie di colpi di testa, Pettenon in contrasto su Galluzzo e fallo da parte del brasiliano. Allora punizione battuta già per la Folgore. Fumuso largo da Aaron Montori, cerca di allungarsela a Tomasino, finisce per cadere giù senza fallo da parte del Geraci. Il recupero provato da Tomasino, si va, calcio di punizione e cartellino giallo per Balzano. Alla battuta Pasquale Galluzzo. Scavalca la barriera, 2 palloni in mezzo, colpo di testa all'indietro a rischiare di Cardin e calcio d'angolo per la Folgore. Battuto subito il corner, Montori, cross in mezzo, allontana Pettenon, Abdelazim, anticipato però subito da Montori, apertura dall'altro lato, la conquista da parte di Galluzzo a puntare Cocco, il cross in mezzo, Bressan, ancora calcio d'angolo per la Folgore che insiste in questo finale contro l'Oratorio Marineo. Sempre qui al Paolo Marino è arrivato il gol del decisivo 1-0 al 96esimo. Angolo sul primo palo, tutto quanto. E allora rimessa dal fondo per Barbagallo. Siamo dentro il sesto di recupero. Rinvio fuori dal portiere del Geraci. Si cerca Fofana, risponde Cardin di testa. L'alza Balziano. Il colpo di testa di Aciur, dietro per Fumuso, l'autore del gol della Folgore. Lancio lungo, sponda di Fofana, ma per gli avversari. Giuffrida, largo, Tarantino, cross in mezzo, profondo. La lisciano tutti, secondo palo, il colpo di testa Barbagallo su Tomasino a negare il gol della rimonta. Occasionissima per Samuele Tomasino, entrato dalla panchina al posto di Lupo a sfiorare il gol del 2-1. Stava succedendo proprio come nella sfida contro l'Oratorio Marineo, il gol al 96esimo, decisivo per la vittoria. Qui il colpo di testa debole di Tomasino, forse non si aspettava totalmente l'arrivare del pallone, la risposta altrettanto leggera di Barbagallo. Cardin si trova a terra in questo momento, assistito dallo staff medico del Geraci in attesa della battuta dell'angolo per la Folgore. C'è anche Giorgio Pizzolato a saltare. Verosimilmente sarà l'ultima occasione del pomeriggio qui al Paolo Marino di Castelvetrano. Si rialza Ramiro Cardin. Geraci che punta a mantenere il pareggio, anche perché si trova in inferiorità numerica per il rosso, per doppio giallo a pane bianco. Parte Galluzzo, pallone dentro,
Pettenone anticipa Pizzolato, Tomasino, ed è ufficiale l'1-1 tra Folgore e Geraci, il gol di Guadagnoli, la risposta di Infumuso poco prima l'espulsione di Panebianco che ha lasciato il Geraci in 10, un punto a testa per Folgore, Castelvetrano e Geraci, un punto che forse non accontenta nessuna delle due squadre. Geraci che si è contenuto dopo aver subito il doppio giallo da parte di Panebianco, Folgore che ha lottato fino all'ultimo per conquistare la rimonta. Non è andata per il verso giusto. È tutto dal polo marino di Castelvetrano. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci. Pubblicitaria grida Forza Folgore. Macelleria Leggio, via Mellone Castelvetrano. Piper Bar, via Piersanti Mattarella Castelvetrano. SG Moda, via Vittorio Emanuele Castelvetrano. Panificio Termini, via Santissima Trinità Castelvetrano. Caffè Champagneria, piazza Piazza Montale Castelvetrano. Prodotti Barramento, i fratelli del Capolinea in Sicilia occidentale. Via da Radio Termine Sera, zona artigianale